Ma su una tematica così importante, perché abbiamo visto già negli anni passati che ci sono stati eventi atmosferici molto delicati per il nostro territorio, abbiamo visto un'attenzione un po' di miopia da parte di alcuni organismi dello Stato. Abbiamo visto che neanche qualche mese fa è successo che sono stati presi i fondi per i dissesti idrogeologici per fare una copertura per quei comuni che sono stati sciolti anche per mafia e sono andati in default perché hanno avuto più debiti che copertura. Dunque veramente non si possono utilizzare i pochi fondi, le poche risorse che sono per il dissesto idrogeologico. L'avevamo condannato, avevamo sollevato la nostra contrarietà a usare quei fondi per fare delle coperture non consone. Purtroppo è successo un'altra disgrazia, purtroppo di nuovo i nostri territori sono stati colpiti da queste calamità, purtroppo per colpa troppo spesso per delle burocrazie o dei veti incrociati di vari organismi non sono state fatte le opere. Questa volta è capitato in Veneto, altre volte è capitato in altre regioni. Dobbiamo muoverci, dobbiamo trovare tutti insieme una soluzione per dare delle risposte concrete al nostro territorio, per dare la possibilità ai nostri territori di essere in sicurezza. Dobbiamo cambiare forse anche delle leggi che erano state fatte magari negli anni passati per tutelare l'ambiente, penso al drenaggio e alla pulitura dei fiumi, dell'alveo dei fiumi, che forse una volta era troppo utilizzato in modo aggressivo dal punto di vista economico, però dobbiamo dare la possibilità di ricominciare a fare dei buoni argini, a ripulire i nostri torrenti, a fare delle escavazioni, a tagliare gli alberi e tutte quelle vegetazioni che sono dentro l'alveo che possono creare dei problemi. E se ci sono, come ci sono dei progetti ormai anche vecchi di tanti anni che servono per dei bacini di eliminazione, prenderli in carico. Dunque veramente io mi unisco alle parole del collega, ma penso che tutti i colleghi di qualsiasi partito, di qualsiasi regione siano consci che finalmente dobbiamo trovare uno strumento veloce e concreto per far sì che queste disgrazie non ci succedano più.